sentire un oratore che dice un'orazione, è questa la passione che nel mio cuore sta. Sentire divagare su tutti gli argomenti più vari e differenti, che gran felicità. Signore e signori, noi non siamo altro su questa terra che degli esseri viventi. Bravo, bravo, ma come parla bene, bravo, bravo, le cose che sostiene, con quell'arte che ti sa, con la pura verità. Pensate a Cicerone, il re della parola, che ancora ci consola, pur non parlando più. Pensate all'oratore che in abito da festa, con la parola lesta, non la finisce più. La piuma penno, la fiumana delle parole che mi fa resa al labbro, mi costringe a sintetizzare i miei pensieri in un grido solo. Viva lo sposo, viva lo sposo, viva lo sposo! Ma no, viva lo sport! Bravo, bravo, ma come parla bene! Bravo, bravo, le cose che sostiene, con chiarezza e abilità, sulla pura verità. Le cose che ho sentito io non le posso dire, son cose da morire, di colpo là per là. Non so come si possa parlare a tanta gente così continuamente e senza avere pietà. La donna è come un fiore. Che cos'è un fiore? È un dono della natura. Che cos'è un dono della natura? È tutto quello che noi abbiamo. Che cos'è tutto quello che noi abbiamo? È tutto, amabili signori e gentili signori. Bravo, bravo, ma come parla bene! Bravo, bravo, le cose che sostiene, scivolando qua e là, sulla pura verità. Che gioia vi può dare un nobile oratore che parla da 3 ore, voi lo sapete già, però io preferisco chi parla con talento e sfonda l'argomento a gran velocità. Amici miei, poche parole. Approfitterei della vostra compiacenza se parlassi a lungo. Non lo farò, sarò breve, brevissimo. Anzi, sarà meglio che io tralasci. Bravo, bravo, ma come parla bene. Bravo, bravo, la cosa